Io un'idea ce l'ho, ovviamente lui ama il Veneto, ha fatto miracoli per il Veneto, se portiamo a casa l'autonomia, le Olimpiadi, miliardi di euro per le infrastrutture e anche grazie all'impegno suo e della Regione, visto che nei prossimi anni molti degli snodi fondamentali passano dall'Europa, diciamo che anche un difensore del Veneto in terra d'Europa sicuramente ai Veneti potrebbe essere utile. No, non voglio, Zaia potrebbe fare quello che vuole, però se bocciano il terzo mandato, e io non posso mica imporlo per legge il terzo mandato. Dopo la bocciatura in Senato dell'emendamento per il terzo mandato per i presidenti di regione, il futuro di Luca Zaia sembra viaggiare verso Bruxelles. Matteo Salvini a Padova lancia la volata in Europa al governatore veneto se non potrà più essere ricandidato alla guida della regione. Il nodo del candidato alle regionali diventa l'ago della bilancia nei rapporti della maggioranza di governo. Noi lavoriamo per il centrodestra unito, ovunque. Non c'è Zaia in Veneto, la Lega vuole andare da sola. Lavoriamo per un governatore leghista col centrodestra unito. C'è chi dice che negli accordi romani la Meloni rilascia la Lombardia e il Veneto a loro. Questo... Fantasie. La Lombardia ha votato un anno fa. In Veneto conto che ci sarà una buona guida leghista come c'è da tanti anni a questa parte. Quindi un accordo con Fratelli d'Italia? Col centrodestra unito, come è stato unito in tutte le elezioni regionali che abbiamo vinto. Il PD definisce le parole del segretario del Carroccio come una pietra tombale sul quarto mandato di Zaia e mentre Salvini a Padova parlava di centrodestra guida Lega in Veneto, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani da Verona faceva il nome di Flavio Tosi come candidato forzista alla guida della regione. Il leader leghista rassicura poi sui rapporti con Giorgia Meloni, l'ho sentita anche ieri, ma Salvini in Veneto deve fare i conti anche con i malumori all'interno del suo partito. Su migliaia di amministratori locali, se ce ne sono 2 o 3 che hanno qualche problema, le garantisco che su centinaia c'è questo attacco alla Lega. Cioè la Lega è un attacco molto giornalistico che interessa a voi e io apprezzo il vostro mestiere perché faccio il giornalista anch'io. Poi oggi ci sono centinaia di sindaci con cui sto lavorando per il futuro, non per la polemica, io lavoro, mi pagano per lavorare, non per polemizzare. Se sono 2 o 3 persone che la pensano in maniera diversa su migliaia e migliaia di amministratori iscritti in Veneto, ce ne faremo una ragione. La visita a Padova è stata l'occasione per presentare tutte le infrastrutture previste in tutta Italia con un focus per il nord-est, con il completamento degli ultimi cantieri della Pedemontana e la linea dell'alta velocità. Adesso noi stiamo seguendo coi tempi PNRR, chiusura giugno 2026, ho fatto i sopralluoghi sui cantieri, la tratta fra Brescia, Verona e Vicenza. L'obiettivo poi è arrivare a Venezia e arrivare a Trieste.